Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci insieme con Replay, eccezionalmente per questo martedì 29 gennaio 2019. Abbiamo aspettato il posticipo che si è giocato a Verona lunedì sera tra il Verona e il Cosenza, terminato 2-2, ha pareggiato invece nell'anticipo di venerdì il Crotone, ha vinto per 2-0 il Crotone in trasferta a Foggia, una gran bella partita quella del Crotone, un'ottima ripresa anche per quanto riguarda il Cosenza. Poi parleremo di quello che è successo anche in Serie C, avremo i filmati e sentiremo anche le interviste. Di questo e di altro dicevo parleremo questo pomeriggio e vado subito a presentarvi gli ospiti. Il nostro amico, collega di tante avventure di nuovacosenza.com, Pippo Gatto. Grazie Pippo. Grazie a te per l'invito, buonasera e buon pomeriggio a tutti. Grazie a mister Franco Giugno per l'analisi tecnico-tattica delle due partite, sia del buonasera, Crotone che del Cosenza. grazie. Grazie mister e grazie al nostro compagno di viaggio d'avventura Aldo Cenna, Salve, come sempre buon pomeriggio a tutti, presente grazie. qui con noi. E allora, vogliamo Pippo introdurre intanto questo pareggio del lunedì sera tra il Verona e il Cosenza, il Verona che si era portato in vantaggio per 2-0, poi c'è stata una bella ripresa del Cosenza. Questa mattina qualche giornale sportivo a livello nazionale ha titolato Infinito Braglia. Andiamo subito, prima di andare a vedere poi naturalmente gli highlights. Assolutamente sì, Braglia ha dimostrato ancora una volta di aver avuto non solo, come si dice, l'ardore di rischiare dal primo minuto e correggere in partita, ma di aver avuto ragione, anche perché questo Cosenza che ha giocato adesso, se avrebbe giocato un mese fa non avrebbe avuto i problemi che ha avuto perdendo e pareggiando partite. Riprendere una partita allo stadio di Verona in questa situazione, a mio avviso, gli fa non solo tanto onore ai nuovi arrivi, perché fra Embalo e Sciaudone tutti e due sono partiti a mio avviso un po' disorientati. Embalo è stato un po' anche condizionato da quel giallo, era diventato molto nervoso, poi nel secondo tempo è cambiato totalmente, invece Sciaudone entra, fa gol, un po' il messia, anche se all'inizio l'ho visto completamente spaesato al centro del campo. Significa che il Cosenza ha acquistato in carattere ma soprattutto in esperienza. Parlavamo poco fa con mister Giugno giustamente della superiorità, e non si discute, del Verona con un organico da fare paura, esce Di Gaudio e entra Amato, insomma di chi stiamo parlando? Cioè giocatori di Serie A, giocatori che hanno Pazzini stesso, un ex nazionale, che fanno la differenza, però dobbiamo dire assolutamente che il Cosenza ha dimostrato e ha avuto la capacità di riprendere una partita che si era messa malissimo, al di là del fatto che ha preso 2 gol, a mio avviso da mai dire gol, perché come sono arrivati magari ci stava di più i tiri da fuori o le botte di Pazzini neutralizzate da un grande Perina, ma prendere quel gol con la ginocchiata di Legittimo o quell'altro con cui Tapta si butta addosso all'attaccante spingendo l'attaccante e il pallone dentro la porta, insomma ti fa un po' rabbia, però ci stava a quel punto, ma ci stavano anche, dobbiamo dirlo, il rigore su Maniero nel primo tempo, il rigore su Perez sul 2-2. Uno lo poteva dare, dai. Uno dei due ci stava. Ci sta, sicuramente. Ho visto però un arbitraggio che a me non è piaciuto molto casareccio, perché purtroppo quando giochi col Verona, che è una delle squadre perlomeno che ambisce alla... tu sei il piccolo Cosenza, ma piccolo per... una volta l'ho detto a Brede, si arrabbiò e ha ragione, il Cosenza non è piccolo per niente, il Cosenza ha un suo blasone da difendere. Quando arriva il Cosenza magari tutti la considerano come una provinciale, la squadra che si deve salvare, però ieri il Cosenza ha dimostrato, nonostante tutto, a prescindere dai nomi, che si può riprendere una partita, la si può riprendere al di là del fatto che poi a fine partita mister Grosso parla di 80 minuti di dominio, che il Cosenza è uscito. Ne possiamo parlare tu perché ti sei fermato? Tutte le cartucce. No, tu perché ti sei fermato? Alla fine ne parliamo ci dopo, sta.
Vabbè, la sintesi è questa: un mese fa il Cosenza non avrebbe imbarcato 4 gol. Oggi il Cosenza è riuscito a riprendere la partita e ha portato a casa un punto importantissimo. Benissimo, grazie Pippo Gatto per questo suo primo intervento. Arrivano un mare di messaggi, WhatsApp, tutti quanti vogliono sapere del calciomercato. Allora, noi fra un paio di minuti, vi dico subito, avremo una diretta telefonica col collega Paolo Amedeo che si trova a Milano di Sport Italia, quindi avremo le notizie di prima mano e subito dopo la prima pausa pubblicitaria, vi anticipo anche questo, avremo un'altra diretta telefonica con il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera, che ha accettato come sempre il nostro invito. Franco Giugno, allora, hai sentito Pippo, ha fatto un'analisi a 360 gradi, sentiamo dal punto di vista tecnico-tattico quella che è l'analisi dell'allenatore. Grazie. No, intanto il Verona è una squadra che sta avendo grandissime difficoltà dall'inizio della stagione, e non ultima il 3-0 perentorio subito a Padova, quindi una squadra in evidente crisi di gioco, che Cosenza ha cercato suo malgrado di rilanciare ieri, almeno nel primo tempo. Credo che dopo innumerevoli elogi fatti a Braglia, che è il vero valore aggiunto di questa squadra, abbiamo sempre detto, ieri forse il primo tempo credo che abbia osato un tantinello schierando quel tipo di formazione, una squadra che è molto offensiva, con 2 attaccanti di ruolo e 2 esterni di propensione offensiva, senza Palmiero, è una squadra che si presta facilmente, no? Al fianco di un Verona che annovera tra le proprie fila fior di giocatori davanti, quindi è ovvio che poi abbiamo rischiato, a dire la verità, l'imbarcata, perché siamo andati sul 2-0, poi Perina, a detta di tutti, è stato il migliore in campo, poi lui ha corretto in corsa e lì è stato bravo un'altra volta, mettendo Chaudon, correggendo l'assetto, mettendo una squadra più equilibrata, e ha avuto la forza di credere comunque nel recupero del risultato, e questa è una prerogativa che Cosenza ha dall'inizio della stagione, credere sempre comunque in se stesso. E negli ultimi 10-15 minuti ha messo davvero in difficoltà il Verona, credo meritando il pareggio, perché sì, è vero che l'Hellas ha condotto per oltre 60 minuti, però poi nel calcio le partite finiscono quando fischia l'arbitro, come diceva Bosco, e negli ultimi 10-15 minuti il Cosenza prima accorciato e poi ha creduto fino alla fine di poter pareggiare, e ha ottenuto secondo me un buon risultato e un grandissimo punto soprattutto per il morale e anche per la classifica. Grazie a mister Franco Giugno. Non dovremmo avere, mi fanno segno dalla regia, anzi io ringrazio Enzo Leonetti come al solito, puntuale e preciso, Michele Cava dirige la Camera e poi abbiamo Luca Chito e Giuseppe Costanzo la messa in onda. Dovremmo avere il collega Paolo Amedeo. Pronto Paolo? Sì, ciao Franco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Grazie per essere intervenuto. Stavamo facendo una prima disamina con Pippo Gatto, il collega di nuovacosenza.com, con mister Franco Giugno, poi sentiremo anche Aldo Cenamo con te. Invece vorrei parlare naturalmente del calciomercato, perché abbiamo tantissimi messaggi, molti tifosi che si chiedono Litteri a che punto sta, lui o Sissè, ma il presidente è rimasto a Verona, eccetera, perché il Cosenza, dobbiamo dire, ha ufficializzato un'oretta fa Ristov, questo ragazzo del 99 che viene dalla Bulgaria, dallo Slavia Praga. Sì, quello era, diciamo, ormai sì, scontato. Fatta, andava solo ufficializzato. Il Cosenza adesso si ovviamente getterà per definire quello che però ormai pare un dato assodato, quindi insomma addirittura d'arrivo anche Litteri, insomma, che è vicino al Cosenza, e sarà sicuramente un acquisto importante dopo Embalo e Sciaudone, una risposta da parte della dirigenza rossoblù, dal direttore Stefano Trinchera e dal presidente Guarascio, che hanno regalato e regaleranno il terzo colpo dopo appunto Embalo e Sciaudone, quindi potrebbe davvero essere ad un passo. Poi è chiaro, Franco, che fra domani e dopodomani saranno 2 giorni intensi, saranno 2 giorni dove tutto può accadere in qualsiasi momento, anche in relazione a quelle che saranno i movimenti delle altre, no? Perché Litteri partirà da Venezia per dare spazio a Copolone, che si sposterà in laguna per sostituire appunto Litteri.
Paolo, scusaci Paolo, siccome non arriva, diciamo che abbiamo un ritorno in studio, se la richiamano. probabilmente se, ecco, se... Mi senti adesso? Adesso meglio, sì, adesso meglio perché la voce va e viene, sembrava insomma stare su Marte un po'. Sì, era molto metallica. Vediamo, non abbiamo capito l'ultimo passaggio, hai detto che c'è un giro di valzer delle punte, poi... Sì, valzer delle punte con Bocalon che andrebbe a prendere il posto di Vittoria Venezia chiaramente, e con un Emanuele Calaiò vicinissimo alla Salernitana. Quindi Calaiò dovrebbe finire a Salerno. Queste sono quelle che dovrebbero da qui a poco essere i movimenti di mercato che riguardano il Cosenza. Dall'altra parte invece, Franco, c'è un Crotone che ancora deve muoversi sul mercato e lo farà cercando di centrare in entrata un centrocampista e un difensore. Il DS Beppe Ursino sta lavorando in queste ore, anche noi stiamo lavorando, braccandolo per capire dove andrà a parare il DS Ursino. Questi però i movimenti che il Crotone ha preparato e preparerà nelle prossime ore, insomma, dove da domani aprirà questa finestra importante all'Hotel Da Vinci. Noi insomma saremo lì cercando di darvi tutte le notizie che ovviamente riguarderanno non solo le calabresi ma anche l'intera categoria della Serie B e della Serie C. Tra l'altro mi faccio l'assist, Franco, per aprire anche un mercato, quello di Serie C, che sta davvero entusiasmando i tifosi Amaranto, perché anche qui è vicinissimo il difensore centrale Ciccio Cosenza, pronto a ritornare in Amaranto. Che se ne dica, insomma, il difensore stesso sta cercando di limare la distanza con la sua società, perché insomma è in ballo una buona uscita che il difensore chiede al Lecce. Parte dell'ingaggio verrà pagato dalla regina, il restante insomma sarà appunto questa buonuscita che il calciatore andrà a prendere dalla società salentina. Però sarebbe davvero un altro innesto di grandissimo livello per gli Amaranto. Attiva anche la Vibonese che andrà a prendere sicuramente dei calciatori di grande prospettiva, come appunto Filogamo del Benevento e Reggi dalla Lazio, che viene da un Europa League, un giocatore insomma che può dare sicuramente un grande contributo. Il VG Beccaria e il DS Schiavo sono operativi, quindi insomma una Vibonese che cerca di rafforzare il proprio organico per essere competitiva in questa lotta che la vede protagonista per l'inserimento dei play-off. C'è anche il Rende ovviamente sugli scudi, il Rende è molto caro al tecnico che hai lì ospite, Franco Giugno. Minelli insomma in uscita ormai è ufficiale al Parma. Ieri ha fatto le visite a Monza, sì. Sì, quindi insomma dovrebbe restare, dicono che dovrebbe restare fino a fine campionato. Ma dovrebbe rimanere fino alla fine del campionato? Sì, ovviamente diventa di proprietà dei gialloblu, però finirà il campionato con la formazione di Ciccio Modesto. È sicuramente una grande operazione in entrata per il patron Fabio Cuscarella, e ripeto, anche qui saranno 2 giorni caldi, e saranno insomma le opportunità che il Rende troverà insomma a fare in entrata, ora insomma si presentasse l'occasione giusta. Per ritornare alla partita, Franco, se mi lasci 30 secondi. Sì, 30 secondi, sì. Vai tranquillo. Sono d'accordo con Mister Giugno, sicuramente il Cosenza paga 2 errori individuali, perché sono 2 errori, 2 gol presi in fotocopia sostanzialmente, no? 2 parate di Perina e sulla ribattuta la difesa non è pronta, e il gol singolo chiaramente va in difficoltà. Fuori però il carattere di questa squadra, carattere figlia della grande partecipazione emotiva del suo tecnico Piero Braglia, che non ha mollato, ha riaperto con Scialdone, che ha trovato un gol che gli dà fiducia al calciatore, si inserisce prepotentemente, e sicuramente poi il gol nel finale fa esplodere il gol dei tifosi rossoblu, ma soprattutto, come diceva il Mister Giugno, un punto pesante nell'economia della psicologia della squadra,
che da qui alle prossime partite cresce in autostima, perché andare a prendere un punto pesante al Bentegodi contro il Verona sicuramente accentua questo processo, ma anche alla classifica sicuramente servirà nel finale ai rossoblu. Ok, grazie Paolo. Io volevo ricordare che noi ci rivedremo naturalmente, ci risentiremo giovedì prossimo, il 31, perché Teleuropa sta mettendo in campo uno speciale dalle 19 alle 20:30 sul calciomercato, quindi seguiremo la chiusura del calciomercato con collegamenti in diretta con appunto Paolo Amedeo e con l'altro collega Tilio Malena, che salutiamo. Quindi noi ci risentiremo poi giovedì sera. Grazie Paolo Amedeo per questo tuo intervento. Alla prossima, grazie. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao. Ok, allora ci scrivono tanti amici, saluto anche Filippo Veltri. Ha mandato un WhatsApp, Filippo sempre molto attento, preciso e puntuale. A lui non è piaciuto molto, diceva, l'arbitraggio, perché in effetti si parlava anche dei rigori, eccetera. Concorda con Franco Giugno sulla situazione che dal punto di vista tecnico-tattico ha spiegato, e io però a questo punto anche Pino Sposato, poi c'è anche Giuseppe Tomasi, che parlano di una squadra che ha messo in campo cuore e carattere, qualcuno che dice che ieri sera DAZN, che ha trasmesso la partita, sembrava Verona Channel, insomma, poi sai, ognuno la inquadra a modo suo. Io ho sentito Tiribocchi, per esempio, che era l'assistente tecnico del telecronista, e ha parlato molto bene del Cosenza, ha detto che in effetti è una squadra solida, una squadra determinata, che ha grinta, cuore, che le squadre di Braglia non mollano mai, così come ha parlato di Maniero. Maniero dice è un attaccante che insieme a Di Carmine sono quelli che attualmente in attività portano la bandiera a livello di Goliador, 69 gol con quello di ieri sera di Di Carmine, 68 per Maniero, quindi dice un giocatore che sicuramente farà bene alla causa del Cosenza. Allora, Aldo Genoma, a te la parola. Hai sentito prima Pippo Gatto, poi il discorso tecnico-tattico del mister di Franco Giugno, hai sentito anche Paolo Amedeo, so che eri in contatto col presidente che a Milano ci fanno sapere, e quindi cosa bolle in pentola, anche perché più tardi sentiremo Trinchera. Vai, Aldo. Io onestamente, vedendo la partita ieri e vedendo il modulo che mister Braglia ha messo in campo, ho pensato che il Cosenza era andato a Verona a giocarsela, perché secondo me i giocatori erano convinti che potevano portare i 3 punti a casa. È chiaro che, come diceva mister Giugno, era una squadra molto sbilanciata, un 4-2-4 con i 2 centrocampisti Bruccini e Munco. Secondo me alla fine poi si è visto che ha dovuto correggere il mister, perché c'era questa, e quando ha corretto la squadra si è bilanciata, e quindi abbiamo questa differenza. Onestamente, tranne che per alcuni pochissimi tratti della partita tra Verona e Cosenza, non l'ho vista, e c'è un motivo molto semplice. È vero che il Verona in questo momento è in grande difficoltà di gioco, perché perdere 3-0 a Padova, pareggiare in casa ieri una partita che vinceva, significa che o non sta bene fisicamente, atleticamente, caro mister Giugno, oppure c'è qualche problema nell'approccio al gioco, alla partita. Il Cosenza si è saputo gestire anche quando perdeva 2-0, perché se noi andiamo a vedere poi le azioni che ci sono state, è vero sì che adesso le vedremo, ha avuto più possesso palla, però è anche vero che il Cosenza quando usciva fuori sulle fasce laterali e metteva qualche cross in aria, abbiamo visto un paio di volte, anche su Maniera ha avuto 2 occasioni che poteva forse sfruttare meglio. Su una c'è un calcio di rigore, secondo me, che l'arbitro poteva dare. Il Cosenza le sue azioni se le ha create. E poi il secondo tempo la partita ha cambiato molto, quando tu il secondo tempo ti metti a giocare in una certa maniera e hai di fronte un Verona che ha una panchina fortissima, perché anche la panchina la dice lunga del Verona. Il Cosenza ha saputo in quel momento, nel momento della grande difficoltà, negli ultimi 15 minuti, a prendere il sopravvento, soprattutto a centrocampo, perché è entrato poi Sciaudone, che ha fatto una partita secondo me molto bella, si è inserito immediatamente, e io penso che anche Perez in quei 15 minuti ha dimostrato il suo valore, perché ieri Perez, secondo me, negli ultimi 15 o 20 minuti io ho visto un Perez molto motivato e determinato. Ha fatto anche il rigore su Perez, poteva secondo me essere dato, forse era l'ultimo, era il 93esimo, non si è sentita l'arbitro, ma quando gioca a Verona, un Verona che deve vincere questo campionato, sarei felicissimo se lo vincesse, per quello che è successo nella partita al San Vito, che si è preso 3 punti secondo me perché non meritava di prendersi al tavolino, ma questo
fa tutto brodo, e il Cosenza ha saputo portare a casa un punticino che fa classifica. E come fa classifica? Recupera un punto su tutte le squadre che hanno perso, rimane a distanza della quind'ultima, e il Cosenza adesso avrà questa partita in casa, e poi ne parleremo. Secondo me inizia un altro campionato per il Cosenza. Benissimo, allora Enzo Leonetti, mi mandi per cortesia se abbiamo gli highlights di Verona-Cosenza? Mi sembra che ci dovrebbe essere un servizio, grazie. Per gli addetti ai lavori, coloro i quali seguono e interpretano i segnali del campo, la gara di ieri sera a Verona-Cosenza era senza storia, vittoria certa dei veneti, in virtù di un organico più attrezzato, ma per fortuna il calcio non è una scienza esatta e molto spesso 2 più 2 non fa 4. E così accade che il Cosenza strappa un punto prezioso che fa classifica e morale. Ma procediamo con ordine. Inizio sprint della squadra di Mister Grosso che passa in vantaggio, a dire il vero con un gollazzo che porta la firma di Tupta, abile e furbo, a spingere in rete la palla anticipando Baez. Il Cosenza accusa il colpo e ci mette un bel po' per riprendersi, ma i segnali che i silani sono vivi non mancano. La squadra comincia a macinare gioco e con Bruccini sfiora il gol del pareggio. Nel secondo tempo parte bene la squadra di Braglia che tiene il pallino del gioco e va vicina al pareggio con Tutino che da pochi passi obbliga il portiere del Verona a un intervento miracoloso. Poi, come spesso accade nel calcio, nel momento migliore dei rossoblù gli scaligeri raddoppiano con Di Carmine che da posizione quasi impossibile trova l'angolo opposto della porta difesa da Perina. Partita finita? No, perché Braglia ridisegna la squadra inserendo Sciaudone e Dorazio. Il tecnico insomma crede nella rimonta e all'81esimo arriva la rete del 2-1 con Sciaudone che di testa beffa Silvestri. La gara cambia, il Verona tira i remi in barca, la squadra di Grosso va in bambola e all'85esimo Ida da pochi passi trova il gol del meritato pareggio. La partita finisce con la contestazione del pubblico di casa che evidentemente aveva già pregustato i 3 punti. Il Cosenza torna a casa con un punto in saccoccia e tanta convinzione in più. Ok, allora abbiamo visto e ascoltato questo servizio, in effetti diceva Franco, tu non l'hai sentito, il servizio quando è stato montato, ha detto le stesse cose tue, guarda caso, no? No, non è... Che ha ridisegnato la squadra, hai detto tu nel secondo tempo, effettivamente è sembrato più complicato. Ma noi per amore della verità dobbiamo cercare sempre per carità di Dio, leggere quello che per questo gli amici anche che per ci seguono aiutare a casa la ci gente apprezzano, a casa, no? L'abbiamo scritto. Pippo, senti, contestazione nel dopopartita ieri a Verona, tutta la città praticamente con i manifesti contro il presidente Setti e contro Grosso, insomma una squadra che era partita con i favori, diciamo, del pronostico e del campionato, poi c'è stato quel regalo di Cosenza per 0-3 a tavolino, però io non posso andare avanti perché Michele Cava mi stoppa insieme a Leonetti. Abbiamo la pubblicità? E allora perché mi fai segno? Ah, no, scusa, è stato Pippo che mi ha fatto di Pippo, ti prego. È colpa mia, è colpa di Pippo. Ma è il bello della diretta, no? Adesso sì. Ma allora pure Michele gioca. Pubblicità, grazie, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora torniamo in diretta da Teleeuropa Network. Pippo, stavamo parlando allora di questo... Volevo parlare, non sono riuscito. C'è stato Michele che ci ha fermato. Hai alzato la mano, l'ha alzato pure Michele Cava, insomma. E ci siamo arresi noi alla fine. Ci siamo arresi noi alla pubblicità, benissimo. Allora, certo. Verona è fuori di dubbio, basta guardare la classifica. Questa contestazione contro il presidente. Guardare, non so se l'avete notato, la differenza reti, 22 gol fatti e 24 gol subiti. A questo punto la contestazione su Grosso, che non è da adesso, praticamente dalle prime battute d'arresto del Verona, la tifoseria ha messo come dire, alla berlina Grosso dicendo che non è allenatore da Verona. Ieri la contestazione è stata ancora più dura perché alla fine della partita i tifosi hanno chiamato la squadra sotto la curva e li hanno sonoramente fischiati dicendone tutti i colori. Una scena che abbiamo già visto a Crotone tempo fa, l'anno scorso quando il Crotone andava male, l'abbiamo vista quest'anno anche a Crotone, ma non per dire Crotone, cioè l'esempio dei... Abbiamo visto a Cosenza quando abbiamo perduto Corrente 3-0. Corrente 3-0, bravissimi, diciamo, e dobbiamo ringraziarli perché allora grazie a quella sconfitta Cosenza adesso si trova in Serie B, possiamo dirlo, Fra? Certo, non lo so. Solo quando avevo perso con te in casa non c'è stata questa reazione, scherzi a parte, però
il Verona alla fine non è squadra, con questo telaio, con questa organizzazione, non è squadra di avere 31 punti in classifica, giusto per parlare di numeri, contro i 37 del Palermo, che tra altre cose sta vivendo una crisi paurosa, e lo stesso Brescia che sta seguendo ieri non è riuscito ad avere la meglio su un'altra squadra, su un'altra partita. Voglio dire, il Brescia poteva vincere e chiudere già e sorpassare il Palermo e mettersi all'inizio del campionato, per dire, giusto in sintesi, che questo campionato di Serie B non è poi così. Non ci stanno un sacco di giocatori, ci stanno un sacco di valori, ma non c'è ancora una squadra che la fa da padrone. Forse gli amici di Franco, il Lecce, che sta dimostrando un buon campionato. Io lavoro con lui lavora con Lecce. Sto dicendo, l'amico di Lecce. Senti Franco, possiamo andare a vedere i risultati, no? Perché ormai li conosciamo tutti a memoria. Quello di cui parlava Pippo Gatto, la classifica generale della Serie B, caro Enzo Leonetti. Nel frattempo vediamo di metterci in contatto con Trinchera. Vediamo subito questa classifica di cui parlava appunto il collega Pippo Gatto. Palermo 37 punti, anche lì a Palermo, caro mister Giugni, c'erano dei problemi, il discorso di Zaffarini, grossissimi gli arresti domiciliari, devono far di questo, fronte, voglio dire, comunque entro il 12 di marzo devono far fronte a 4 mensilità a 4 Palermo, mensilità, ma poi c'è e le mensilità del Palermo sono quadruple rispetto a quelle del Cosenza. Lo so, ma poi c'è il discorso pure che è stato contattato Delio Rossi, è stato messo sul banco degli imputati anche l'attuale allenatore, prima Tedino, poi Stellone, insomma c'è un po' di maretta. Quindi Palermo 37, Brescia al secondo posto con 36, al terzo posto a pari punti il Lecce e Pescara con 34, 31 per il Verona, 30 punti per Benevento e Cittadella, 29 per il Perugia. Stamattina Nesta ha dichiarato che la squadra si sta potenziando per andare in Serie A anche attraverso i playoff, caro Aldoceno. Salernitana 27, si sta muovendo la formazione di Lotito sul mercato, anche la Salernitana vuole andare nei playoff e dire la sua. Cremonese 26, poi 25 punti per Venezia ed Ascoli, 21 per il Cosenza, 18 per il Foggia. Il Crotone che ha fatto un grosso balzo in avanti dopo aver vinto appunto nell'anticipo di venerdì a Foggia per 2-0 con gol di Rodene e Zanellato. Dicevo 17 Crotone insieme al Carpi, caro mister Giugno, che ha perso di brutto una partita a Cittadella, che sarà il prossimo avversario del Cosenza, 16 punti per il Livorno che ha osservato un turno di riposo e 15 per il Padova. Allora, Franco Giugno, che vogliamo dire di questa classifica generale? Intanto e poi introduciamo anche il Crotone. Intanto in alto non decolla in modo definitivo nessuno. Sembrava che non più tardi di 2 settimane fa sembrava che il primo posto fosse blindato dal Palermo. In realtà con queste 2 rovinose sconfitte ha rimesso in gioco tutto il Palermo. Il Brescia che stava facendo bene ieri ha incassato 4 gol in casa. Quando prendi 4 gol in casa qualcosina non funziona. Io credo che la squadra più regolare sia proprio il Lecce, sia per qualità di gioco che per risultati. Nelle ultime 11 partite il Lecce ha perduto solo una volta a Brescia al 96esimo, all'ultimo secondo di recupero, davvero con un arbitraggio molto discutibile. Quindi è una squadra che vince spesso, perde quasi mai e gioca davvero un ottimo calcio. Poi le altre squadre che si davano per favorite sono tutte indietro e hanno tutte difficoltà, il Benevento, il Verona come abbiamo detto prima, il Pescara che anche se ha gli stessi punti del Lecce però è altanelante dal punto di vista dei risultati. Dimentichiamoci che il Pescara all'inizio era in testa alla classifica, le prime 7-8 partite, poi la media punti nelle ultime 17-18 si è abbassata. Franco, io ti devo interrompere un attimo perché vediamo chi abbiamo al telefono, un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Chi è? Ah, Trinchera, benissimo, sì, non riuscivo ad avere il ritorno in studio. Stefano Trinchera, direttore sportivo del Cosenza, grazie direttore per aver accettato l'invito. Allora, stavamo parlando con anche i colleghi che sono a Milano di questi movimenti delle calabresi, abbiamo tantissimi messaggi di tifosi del Cosenza che chiedono appunto cosa bolle in pentola per quanto riguarda l'attaccante. Possiamo fare un po' il punto della situazione? Grazie direttore. Beh, sull'attaccante ci stiamo lavorando, ci sono diversi profili. Ah, quindi diversi, non è solo Litteri. Ci stiamo lavorando Franco, perché poi gli attaccanti, quelli bravi insomma li vogliono tutti e quindi è chiaro che non è semplice battere la concorrenza di altri club, però noi siamo fiduciosi, convinti delle nostre
delle nostre strategie, quindi vediamo da farsi, insomma. Qui ci chiedono i tifosi, Stefano, quando si potrà avere questa ufficialità, diciamo, dell'attaccante, perché abbiamo sentito anche il collega Paolo Amedeo, c'è un giro, un valzer di punte, Bocalon, e diciamo subito mi chiedono di Ngolù, Mbokulu è andato alla Juventus Under 23 mi pare, no? Dal Carpi, giusto? Sì. Quindi è una partita chiusa, rimane aperto Bocalon. Era una pista che noi avevamo abbandonato ovviamente, anche perché il Carpi non era propenso a rinforzare una diretta concorrente. Quindi... Ecco, diciamole queste cose. Però il Carpi poi ha fatto scambi con altre squadre che sono anche lì. Vabbè, queste sono poi strategie di mercato nelle quali non vogliamo assolutamente entrare. Interessa a noi il Cosenza e interessa il Crotone, naturalmente, che sono le due squadre calabresi di Serie B. Quindi dicevo, per quanto riguarda l'attaccante, ci chiedono i tifosi, l'ufficialità si potrà avere tra stasera e domattina? O sul filo proprio di lana? No, non credo. Stiamo lavorando per realizzare qualcosa nell'immediato, quindi adesso non mi voglio sbilanciare perché, ripeto, non è semplice raggiungere un obiettivo, soprattutto quando poi si tratta di giocatori di un certo spessore, quindi poi non fa parte del mio modo di essere andare oltre quelle che sono le previsioni, quindi ad oggi posso solo dire che in maniera molto ferrata stiamo lavorando e cercheremo di colmare, insomma, un vuoto, se lo vogliamo chiamare così, anche perché poi c'è stata la partenza di due attaccanti, quindi noi vogliamo... E hanno segnato tutte e due, guarda caso, sia Di Piazza che Baclé. Sì, vogliamo strutturarci bene anche lì davanti. Allora, Pippo Gatto, un giro, Pippo, e poi... Direttore, il colpo di magia l'hai fatto stamattina, no? Pippo, ci sto lavorando. Pippo oggi è alle grotte, meno male alle grotte. Non possiamo mettere in imbarazzo, anche perché col balletto delle punte, Bocalon, che ovviamente lascia il posto libero e va a Venezia. A Calaiò. No, Calaiò a Salerno, Bocalon va a Venezia e lì tira a Cosenza. Questo per il balletto delle punte, se prima non firmano tutti quanti, il direttore non può dire niente. O sbaglio? Vediamo, hai ragione. No? Direttore, senti, ma si parla pure di un altro centrocampista del Cosenza, puoi confermare o no, eventualmente? No, al momento solo un attaccante. Anche perché il mister è stato anche chiaro, no? Sì? Come lo sono stato io più volte quando ho parlato pure con voi, sì. Non avevamo la necessità di avere un organico così numeroso, visto che poi mancano 15-16 partite e poi ci sono pure 19 squadre, per cui insomma volevamo snellire l'organico e ci siamo riusciti perché abbiamo fatto 8 sessioni forse a tempo di record, quindi di questo siamo anche contenti. Insomma, una bella scrematura c'è stata. 8 persone, sì. 8 calciatori che sono andati. Senti, ci arrivano telefonate da Caserta, sono interessati a Mungo. Cosa puoi dire a questi amici? Assolutamente non ho mai ricevuto una telefonata da Caserta per Mungo. Quindi a parte che il giocatore non si muove, quindi... Benissimo. Aldo Cennamo per Trinchera. La domanda è che se è vero che arriva l'attaccante come pare, allora diciamo che sarà un solo attaccante, quindi Perez e Maniro resteranno con noi? Sì, al momento non ci sono situazioni immediate nelle uscite. Poi Maniero rispetto a Perez ha giocato con molta più continuità, forse Perez si prendeva in considerazione l'idea di andare in un altro club per poter avere più possibilità di giocare, però al momento non ho novità per lui, quindi tutto dovrebbe rimanere così com'è. Bisceglie o Francavilla? Per Perez, Bisceglie o Francavilla? Ma forse ce n'è un'altra, più del sud. Non rispondo. Parlate di Perez? Parliamo di Perez, Pippo Gatto ha detto Bisceglie e Francavilli, ho detto se ne è aggiunto un'altra del sud. Non può rispondere. No, allora il Bisceglie non me l'ha mai chiesto a Perez. Al contrario invece la Sicula Leonzi. Bravo, la Sicula Leonzi. Però a questo punto, mi scusi, ma se dovesse andare via Perez, oltre a Lettieri, se arriva a Lettieri, non cambiate i cognomi. Ci vorrà un altro attaccante allora. Se dovesse andare via Perez, dico. No, perché comunque i giocatori noi Cosenza ce l'ha.
Va bene. Un'ultima domanda, direttore, ti lasciamo ai tuoi impegni, so che sono giorni caldissimi questi a Calciomercato di Milano. Bittante, sempre che si sia inserita anche il Vicenza, eccetera, lo portiamo a casa questo terzino dell'Empoli o no? Stiamo lavorando anche su questo. Anche su questo. Insomma, non vi danno tregua, come il Cosenza fa un nome arrivano tutti. Perché non firma. Arrivano tutti. Vabbè, tanto fra 2 giorni sapremo tutti, insomma, ecco. Anche prima. Anche stasera. La provocazione è stata buona allora, ecco. Sì. Direttore, ti lasciamo alle tue cose. Complimenti, allora. posso farti i complimenti Stefano, perché saluti a tutti. Grazie, complimenti. Grazie, complimenti anche perché Sciaudone è un bel colpo, complimenti. Grazie. Ok, grazie direttore, buon lavoro, grazie. Allora, Franco Giugno, stavi parlando, insomma, non si è sbottonato come è giusto che sia. Mi sembra anche giusto, da quello che si sono sempre dei movimenti che entro stasera chiuderanno. Chiuderanno per Litteri. Credo che sia l'unico giocatore. A proposito, il presidente Guarascia, l'ho detto prima e lo ribadisco, il presidente Guarascia è a Milano, lui è andato ieri a Verona a vedere la partita e poi si è trasferito a Milano. Credo che sia l'unico giocatore che possa in questo momento dare davvero una sterzata al Cosenza, perché ex Cittadella, ex Venezia. Perché è uno che in B ha sempre fatto bene, ha sempre fatto tanti gol, gioca per la squadra, è un buon giocatore. Credo che in questo girone di ritorno farà bene pure Maniero, perché come dicevi prima tu, c'è la carriera, uno mica se la inventa, questo ha fatto 70 gol in B, quindi mica è venuto a Cosenza e non sa giocare più, magari forse dovremmo assisterlo un poco di più, non lo so, però bisogna avere fiducia, e Cosenza, come diceva il direttore prima, gli attaccanti ce li ha, anche se va via Perez non se ne accorgerà nessuno, voglio dire, Perez è qui da 1 anno e mezzo, ma perché ha giocato poco. Mister, ha inciso poco e niente, insomma, un bel pungolo Litteri per Maniero, no? Ma io credo che è un bel pungolo per tutti, pure per Tutino, perché no? Cioè, voglio dire, è un pungolo per tutti, questo è un giocatore che in B ha fatto sempre bene, quindi potrebbe risolvere il problema del gol del Cosenza, anche se ieri, voglio dire, nella trasferta di Verona abbiamo fatto 2 gol, quindi credo che entro stasera chiuderanno questa trattativa. Aldo Cennamo, per favore, poi introduciamo il Crotone, andiamo a vedere gli highlights della vittoria del Crotone a Foggia. Ritornando al calciomercato, che stanno conducendo, onestamente non si può assolutamente dire stanno lavorando bene, l'abbiamo visto già ieri con questi 2 giocatori che sono stati messi in campo, anche Braglia stesso si è pronunciato, sempre ha detto per me è un grande, l'ha voluto Braglia, li vuole Braglia questi giocatori, per cui è una scelta anche condivisa con la società. Ma quello che a me, Franco, ha dato fastidio ieri, non so se voi l'avete percepito, mi pare che c'è stato Filippo Verzi che lo ha sollevato mandandoti un messaggio, è stata veramente la telecronaca di questa partita. Onestamente questa televisione che io vedo pochissimo perché da me va e viene, quindi ancora non abbiamo visto. Aldo, te ne assumi la responsabilità perché sono dei colleghi. Parlo di me. Non vogliamo parlare assolutamente di Spononcini. Io penso che ieri la telecronaca personalmente la telecronaca non mi è piaciuta, Franco. È una tua opinione. Io dico la mia opinione, la dico chiaramente, una cosa di parte. Ma quando segnavi il Verona era un grido, quando ha fatto il Cosenza c'era una passata. Non posso professionamente fare una polemica contro i colleghi. Ho capito, caro Franco, ma io ti prego. Posso dire una cosa? Quello che penso dico. Tra l'altro non è evanescente questa polemica tua, Aldo, perdone, perché uno la partita la vede con i propri occhi, può anche fare a meno spegni, può anche fare a meno di sentire la telecronaca. Io pago l'abbonamento, non devo spegnere. Io pago un abbonamento. Spegni l'audio. Non sono un pirata, io pago l'abbonamento, io pago un abbonamento tranquillamente ogni mese. E quindi pretendo che la telecronaca venga fatta senza parzialità, ma venga fatta come Dio comanda, perché non si può pensare che tu giochi una partita in Serie B e il cronista sia il cronista di quella squadra o di quella parte. Questa è una cosa che me la faccio mia questa contestazione, ma con voto la faccio, perché pago l'abbonamento, non sono un pirata. Bene, abbiamo capito.
Allora, vogliamo introdurre per cortesia il Crotone, questo Crotone mister che ha vinto per 2-0 a Foggia. Abbiamo visto la partita. Giocato una grande gara, ha giocato soprattutto un grandissimo primo tempo, i 9 acquisti sono stati da subito incisivi. Sì. Poi stanno facendo qualcosa di importante anche in queste ancora ore. Prenderanno giocatori, perché noi abbiamo sempre detto che il Crotone è una delle società più forti della Serie B, perché ancora si avvale del famoso salvagente, quindi i soldi li può anche spendere, quindi credo che qualche altra cosa la farà e si è rimesso in corso alla grande per la salvezza. Sì. Quindi è una squadra che dovevamo aspettarci prima o poi, no? Questa accelerazione di una squadra era molto strano che stesse andando molto male. Non è strano che possa andare a vincere a Foggia. E allora vogliamo vedere gli highlights di questa partita che ci ha confezionato la nostra collega. Non l'abbiamo? Non l'abbiamo il Crotone? Okay. Quindi sarà una lotta serrata, stanno arrivando. Sarà una lotta serrata fino alla fine, anche perché, come diceva Tringhera prima, essendo 19 le squadre sarà ancora più difficile rispetto all'anno prossimo centrare questo obiettivo. Quindi il girone di ritorno è sempre stato comunque un altro campionato rispetto all'andata, dove conta molto il fattore agonistico, dove conta molto la determinazione, la personalità. Franco, come hai visto, e tu poi lo voglio chiedere a Pippo, sia Spolli insomma è un lusso, ex Roma, ex Genoa, poi anche Maciacci, questo ragazzo scuola Napoli. Sì, ma soprattutto ha sposato la causa alla grandissima Spolli, quindi è un giocatore importante che in Serie B, se sta bene, insomma, non è giovane, però fa la differenza. Ma noi volevamo pigliare Caleo, che ha 39 anni, scusami. No, 37. Vabbè, io sono stato troppo buono. Cioè, se non è giovane Spolle, noi volevamo prendere Caleo che ha 38 anni, insomma, voglio dire, è giovane Spolle, è un grande giocatore. Il Crotone dopo aver sentito il Crotone sta mettendo a segno uno dei colpi più importanti. Penso che già con l'organico importante che ha, scusate la ripetizione di parole, arriva Pettinari non è l'ultimo arrivato, l'abbiamo visto poi, esce fuori da Lecce, dove c'è un esubero di attaccanti, a Lecce sta arrivando Tumminello, è già arrivato. Per dirti, con l'arrivo di Tumminello Pettinari va a Crotone, il Crotone si rinforza con un attaccante, voglio dire, che gli può dare una man forte a Simi, che tra le altre cose sta uscendo da questo periodo di crisi, a mio avviso, che ha passato anche lui, ma tutta la squadra. Probabilmente il cambio di mentalità, loro si erano dimenticati con 2 anni di Serie A della Serie B, dove si combatte, si lotta col coltello fra i denti, dove c'è bisogno più di aggressività, c'è bisogno più, come ha dimostrato il Cosenza, di crederci e di non mollare fino all'ultimo, perché il Verona si è preso 2 gol, perché a un certo punto ha mollato, dice 2-0, la partita è finita lì. Il Cosenza in 5 minuti ha fatto 2 gol e bisogna dargli atto al Cosenza di questo qui. Lo stesso discorso vale per il Crotone. Il Crotone a Foggia ha fatto una signora partita, tra altre cose trovando subito gol un po' si è spianato la strada, e poi alla fine il 2-0 insomma ha messo un po' in crisi Satanelli, e adesso sta alla squadra a ritrovare come dire, quell'orgoglio, quella forza, quella grinta che in Serie B serve come il pane. È inutile fare il tic e toc in Serie B, se non c'è coltello fra i denti non fai risultato. Benissimo, e allora sentiamo Aldo Genoa cosa dice sul Crotone. Sul Crotone è una rivoluzione che sta facendo il Crotone, è una rivoluzione a un prezzo, a un costo, perché quando una squadra si trova nell'ultimo posto in classifica e va sul mercato e ricomincia di nuovo a fare una campagna acquisti di questa portata, significa che il Crotone vuole assolutamente restare in Serie B, perché se il Crotone avesse continuato sulla scia di come ha iniziato, con quei giocatori che venivano dalla Serie A, che non erano calati nella realtà della Serie B, probabilmente avremmo visto il Crotone andare sempre più giù. Questa vittoria a Foggia lo ha sicuramente galvanizzato, ma già si erano visti i segnali con l'Ascoli. Quando tu con l'Ascoli vinci 2-0 e poi ti fai recuperare 3-2, vuol dire che anche lì in quella partita c'è stato qualcosa che ha mosso la società a dire: qui veramente dobbiamo andare sul mercato seriamente, perché altrimenti questa volta scivoleremo, come è successo e come Franco Giugno spesso dice a molte squadre che dalla Serie A poi sono precipitate in Serie C, ma e qualcuno anche in Serie D, caro Franco. Per cui il Crotone sta facendo una campagna acquisti per salvarsi, e secondo me alla fine il Crotone, una squadra nostra calabrese, si
salva e si salva assieme a noi alla grande e il prossimo anno faremo anche un altro bellissimo derby, sperando che quando andiamo a Crotone vinciamo noi, quando viene il Crotone al Cosenza vinciamo anche noi e ci portiamo 6 punti a casa. Ecco, però il Crotone merita di essere una squadra per restare in Serie B con noi. Questo mi piace di Aldo Cenno, vedi il senso d'appartenenza alla calabresità, non le polemiche spicciole di prima sul telecronista, ecco questo è Aldo Cenno, quello sono polemiche che lasciamo ai provinciali, le polemiche sulla... Anche io stavo leggendo ieri, ma ci sono tantissimi movimenti che poi andremo a sviluppare giovedì sera, perché veramente... Tanto se questo era tifoso del Verona, come dici tu, ci è rimasto malissimo alla fine col 2-2, quindi qual è il problema? Ma ci è rimasto male il Verona perché il Verona pensava di averci già sparati e quindi il Cosenza quando è uscito fuori con quella grinda, però perché tu che sei stato un ottimo mister, quando vinceva le partite, li diceva anche l'allenatore che faceva i campi giusti. È bellissimo vedere smanettare sia Pippo che Franco sugli smartphone. Ma quello è un viso che me lo toglieranno mai. Purtroppo un mestiere, un Mister, lavoro non ci hai detto di Lepori, è arrivata adesso la notizia che praticamente il Lecce sta cedendo Lepori all'Ascoli, perché l'Ascoli è interessato a un difensore esperto, quindi ci sono tantissimi solo che quelli che c'è il Lecce prende tutti un bel po' di soldi. Io l'ho visto giocare a Salerno, play, per la Serie C sono tutto play questi. Lepore è ex capitano del Lecce. Andiamo a vedere se abbiamo il tempo. Enzo Leonetti, il prossimo turno della Serie B, perché ci sono molti intrecci, ho visto che ci sono delle testacoda molto importanti. Andiamo a vedere questo prossimo turno. Il Cosenza, vi anticipo, che giocherà sabato prossimo alle ore 15 al San Vito Marulla contro il Cittadella. Eccolo qua il prossimo turno. Benevento-Venezia, poi parleremo delle squadre, diciamo, sia di bassa che di alta classifica. Carpi-Hellas Verona. Questa è una partita che interessa anche a Cosenza, Cosenza Cittadella, dicevamo San Vito Marulla sabato ore 15, Crotone Livorno, questa è una partita mors tua vita mea. Poi abbiamo Lecce Ascoli, Padova Salernitana, poi abbiamo Palermo Foggia, anche lì un testacoda importantissimo. Stellone contro, se dovesse rimanere lui, contro Padalino, Pescara Brescia e Spezia Cremonese. Cosa vogliamo dire? Volevo ricordare quello che dicevi tu a telecamere spente, no? Sì? No, Franco, allora. Lo diciamo dopo perché andiamo a finire questo discorso sul prossimo turno e introduciamo poi la Serie C. Restate con noi, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di Replay. Allora stavamo parlando, Franco, ti ho interrotto perché c'era la pubblicità. Sì, perché... No, volevo dire che... per quanto riguarda il prossimo turno ci sono molte partite a rischio per le squadre che lottano per non retrocedere e quindi faccio mio il ragionamento tuo che a volte è fondamentale muovere la classifica, non bisogna vincere per forza, anche a volte il famoso punticino può servire perché vedi il Foggia che va a Palermo, il Carpi che gioca col Verona, l'Ascoli che va a Lecce, il Crotone e Livorno si scontreranno tra di loro, qualcuno sul campo ci dovrà rimanere. Quindi il Foggia stesso Cosenza, va a Palermo, che tra l'altro affronta una delle squadre che gioca un bel calcio, il Cittadella. Sì. No, detta di Braglia il miglior, non deve rischiare, non deve, penso come te, deve cercare di vincere la partita sabato, ma non deve rischiare di perderla. Muovere la classifica vuol dire allontanarci sempre più dalla zona play-out. Sì, Franco, io la penso come Braglia, tu cerchi di vincere la partita anche perché poi insomma ti mancherà Munger in diffida e quindi una giornata di squalifica. Ci sarà Palmiero, Franco, poi bisogna vedere le condizioni di Carritano perché ieri non era a Verona per un problema. Bisogna vedere, Franco, come diceva Franco, poi anche il fatto che il calcio, molte squadre che sono nella zona play-out si stanno rafforzando e nei confronti che stiamo vedendo con le squadre di destra alla classifica, le squadre che stanno in play-out, se tu pensi per esempio che il Padova ha vinto col Verona 3-0 eppure è per ultimi in classifica, lo stesso Livorno che pareggia in casa con il Pescara, cioè voglio dire, ci sono squadre che stanno per lottare per i play-out che purtroppo quando giocano con le squadre grandi portano a casa un punticino oppure vincono. Questo
significa che noi, caro Franco, dobbiamo stare attenti, perché poi non dobbiamo esaltarci troppo, dobbiamo stare attenti, perché questa classifica non è che è una classifica rassicurante anche per noi, perché noi siamo lì, ecco perché ci vuole un attaccante che ci faccia 10-12 gol, speriamo, come dice Franco e come diciamo tutti stasera, che arriva questo benedetto attaccante, perché a questo punto il Cosenza con questi rinforzi probabilmente uscirà nel giro di 3 o 4 domeniche dalla zona bassa della classifica. Comunque, e si proietta a centro classifica. Comunque anche noi nel momento che chiudono Litteri, io credo che il Cosenza abbia fatto un'ottima campagna di rafforzamento. Cioè io fino a una settimana fa ero molto più preoccupato, sì, perché le altre si sono mosse molto prima, Padova, Crotone. Ma lo diceva però Trinchera da noi invece siamo stati un po' in stand-by. Invece adesso con Sciaudone, con Embalo, e se prendi pure Litteri, comunque la squadra si è rinforzata. Ragazzi, in prospettiva il bulgaro Ristov, che non è male, centrale difensivo. Ma questi bisogna sempre vedere. È un giovane di prospettiva. È stata fatta una campagna qui secondo me molto importante, mirata in alcuni punti nevralgici della assolutamente, perché dobbiamo tirarci fuori da questa cosa. Sciaudone, ragazzi di prospettiva, è mirata la campagna. Mi introduci per cortesia, Pippo, questo Crotone-Livorno, questo scontro tra poveri? Guarda che veramente il Livorno neopromosso che ha rafforzato però col Pescara la squadra, ha fatto una gran bella partita il Livorno, tutte le cronache ha rafforzato la squadra, ha fatto una bella gara e il Crotone dovrà come dire, ribadire il suo stato di forma fatto vedere a Foggia. È una partita da prendere con le pinze, molto delicata. Purtroppo bisogna parlare di lotta per la salvezza, un po' lo diceva anche lo stesso Grosso, diceva, sì, giusto, Grosso, l'allenatore del Crotone, Stroppa, come è venuto l'allenatore del Crotone, diceva bisogna un po' calarci nei panni di chi si deve salvare, non di chi ambisce come ad agosto eravamo quasi pronti per ripartire in Serie A, e questo significa che devono calarsi subito con i panni dell'umiltà e della grinta, perché se non si picchia e non si va avanti in Serie B non se ne fanno punti, assolutamente. Ma mi piace molto più intrigante l'incontro del Brescia col Coso, come si chiama lì? Con la Spezia. E quello il prossimo turno. Ah, il prossimo turno del Brescia. Lo possiamo vedere il prossimo turno, Enzo? Prossimo turno, vediamo un attimino se ce lo dà, nel frattempo te lo leggo io. Sì, vabbè. Che abbiamo parlato delle squadre di bassa classifica. Eccole qua, Pippo. Allora, il prossimo turno ti dico subito, ti parlo del Brescia. Pescara-Brescia, è una lotta tra prime. Pescara-Brescia è una partita da vedere, anche per capire da vertice. Il Pescara che cosa vuole fare da grande, il Brescia che prende 4 gol in casa, cosa farà fuori casa. È una partita su cui bisogna andare a vedere un po'. Si gioca un po' non di lotta di promozione, questo forse probabilmente no, perché la Serie B ci ha insegnato che il campionato si decide a marzo-aprile, non a gennaio-febbraio, quando inizia un nuovo campionato. Bisogna vedere questi due valori, che cosa ne verrà Mister, fuori. anche Padova-Salernitana sì. È una partita... No, stavo pensando a una terminologia del ciclismo, siccome amiamo molto il ciclismo, no? E vedendo la classifica è come se adesso le squadre stessero per affrontare l'ultima grande salita, sono tutti in gruppo, si studiano, adesso c'è il Mortirolo, e bisogna andare sul Mortirolo, vediamo chi riesce ad andare via, perché in questo momento sono tutte lì, il Verona però è lì, il Brescia però è lì, il Pescara, il Lecce, il Palermo, sono tutti lì. Adesso vediamo questo Mortirolo chi lo scala per primo, ma chi va in fuga magari Guarda Franco, io dirò la mia. Braglia ieri ha parlato del Cittadella, che è il prossimo avversario del Cosenza, una squadra che gioca bene al calcio con il 4-3-1-2, solitamente schenotto dietro le 2 punte. Vorrò vederlo dal vivo, che l'ho visto poi all'andata, però la squadra che in questo, a mio avviso, pratica il miglior calcio sicuramente è il Lecce. Come ho visto giocare il Lecce nelle ultime 2 o 3 occasioni, veramente mi ha fatto un'ottima impressione, cioè è la figura di Liverani con questo Mancosu che lo vuole il Cagliari dietro le 2 punte, poi non dà... Gli attaccanti non danno punti di riferimento, anche la qualità dei centrocampisti, loro hanno fatto... Poi ha fatto entrare un acquisto stratosferico con Taxidis, vabbè, in mezzo al campo Taxidis lì c'ha Petruccioni, Taxidis, Mangoso, c'ha qualità, lui ama giocare col palleggio, Liverani, no? Quindi mette in campo
tutti giocatori di grandi qualità tecniche e la squadra effettivamente esprime una qualità di gioco che è superiore alla Serie A. Basta pensare che dietro c'è Lucioni e Bovo come difensori centrali, cioè, voglio dire, qualità tecniche di grandissimo livello. Esatto, Lucioni non voleva la Serie A, non gli hanno dato. Ma ancora Mancoso lo stanno chiedendo tutti a in Cagliari, 5 minuti. Con uno scambio con De Iola. Pippo, scusami, poi parleremo anche di Cosenza Cittadella. Vorrei ricordare appunto a tutti che si giocherà sabato a San Vito Manulla alle ore 15. E allora, se siamo pronti, andiamo a vedere quello che è successo in Serie C. Enzo Leonetti, se ci mandi i servizi che riguardano la Serie C, così poi andremo a commentare anche il prossimo turno. Vediamo quello che è successo in Serie C, grazie. Arriva, Stiamo per arrivare, ecco qua. Ah, c'è la sintesi, allora questo praticamente... Tipo, io non ci vedo lontano. Questo è il Catanzaro contro la Casertana, 3-2 per il Catanzaro in maglia rossa. C'è stato, caro mister Giugno, il Bianchimano che ha realizzato una questo è un grande centravanti. Io guarda, onestamente io pensavo che questo ragazzo avesse fatto il campionato di Serie B. Onestamente non lo potrei giocare per oggi. A meno che non sia davvero, come dico io, che la qualità della Serie C è talmente modesta che poi va in B e magari va in difficoltà, perché Bianchimano, essendo giovane, un ragazzo del 96 tra l'altro, il primo gol lo ha realizzato Figliomeni, ora lo vedremo. Questo è un bel giocatore, insomma. Figliomeni, poi c'è stata la doppietta di Bianchimano, ma si fa trovare sempre pronto sotto porta. E poi come 3-0 il primo tempo, il Catanzaro pensava di averla chiusa, poi dopo c'è stato il ritorno e Auterisi un po', non dico arrabbiato, ma quantomeno ha detto insomma 3-0 il primo tempo, la partita è chiusa. Mister, e poi c'è da dire che nel dopopartita Gaetano Oteri ha sottolineato il fatto che dice la partita l'ha riaperta Castaldo fa tutto lui. E Castaldo è uno che fa il reparto da solo in questa Casertana. Esatto. Sì, nonostante i suoi 36 anni abbondanti. Insomma, uno alla Quagliarella, diamo la notizia di Quagliarella che è stato convocato da Mancini. Beh, questa è la cosa più bella che potevamo sapere oggi. Quindi credo che ancora una volta Mancini ha dimostrato di essere un uomo molto Bianchimano. Sotto porta CS, questo è Bianchimano che arriva. Eccolo là. No, non è questo. No. Comunque, insomma, possiamo vedere il gol del Catanzaro, il raddoppio, e poi torniamo in studio, vediamo se ci sono anche, ecco qua. Sì. Ecco, quando il portiere respinge, caro mister, io ricordo quando tu allenavi le squadre, dicevi sempre, anche a rende i difensori devono stare sempre attaccati al portiere, perché o il portiere respinge lateralmente o è gol. Verso la porta. Perché intanto diciamo che sia Bagley che Di Piazza sono stati fondamentali. Potrebbe fare Quagliarella quello che faceva Altafini con la Juve in nazionale. Faceva a te. 25 minuti, 30 minuti. Sì, ma penso che gli ultimi 30 minuti. È stato un premio. È un giocatore così forte, così serio, l'esperienza che può portare ai giovani azzurri. Hai capito? Mancini ancora una volta ha dimostrato di essere un uomo intelligente. Franco, questo rende che ha infilato la quarta sconfitta consecutiva. Catania non c'è stata qua, so che c'è qualche problemuccio tra il Rende e lo Spezia, eccetera. Hanno giocato i nuovi arrivi, eccetera. Però guarda, io ho visto il Rende giocare. Domenica c'è anche la Juve Stabia. Ho visto l'altra volta il Rende giocare contro il Monopoli. Ecco qua, qui abbiamo gli highlights. Ed è stato davvero imbarazzante, devo dire, la prestazione dei biancorossi contro il Monopoli, imbarazzante proprio. Pensi un problema di crisi invece a Catania ha fatto un buon secondo tempo, dove se avesse pareggiato non ci sarebbe stato niente da dire. Certo, è una squadra in netta involuzione, visto che perde da 4 domeniche consecutive e nelle ultime 10-11 partite ha conquistato 5 punti. Quindi per te è un problema di crisi oppure di gioco? No, non lo so, dovresti esserci dentro, non te lo so dire. La squadra, ripeto, contro il Monopolo ha giocato malissimo, però a Catania ha fatto un buon secondo tempo. Sì, ha segnato dopo 20 minuti di piazza. Qualcuno dei giovani forse si è un po' seduto. In zona gol. Sì.
ha segnato Di Piazza, che era però via, ha segnato Di Piazza che ha fatto solo il gol. Io ho visto la partita, sì. Non più niente di particolare. Non è che ci mettiamo a rimpiangere Di Piazza, per bravissimo, bravo, questo volevo dire. Per favore, insomma. No, ma non è quello il discorso. Forse per Bagley qualche parola posso anche spendere, ma per Di Piazza la prestazione di Di Piazza è stata insufficiente, al di là del gol, insomma, che ha messo a segno al 19esimo del primo tempo. Sì, ma un attaccante che fa gol ha sempre ragione. Dovrebbe essere questa l'azione del gol, c'è la punizione in aria, sì, il portiere respinge, gol di Lapina in aria. Delle rende e lui praticamente si trova lì da 2 passi e la mette dentro. Possiamo tornare in studio, vabbè, il 6-1 della Vibonese non lo commentiamo perché il Matera ha avuto 26 punti. Monopoli Regina. No, possiamo commentare tutto quello che io perono da una vita. Franco, lo stiamo dicendo da sempre. Io dico sempre ma però nessuno si assume le proprie responsabilità ai vertici federali di tutto questo. Anche la Regina ha avuto 2 punti di penalizzazione. Nessuno se lo assume. Mi ha detto il nuovo presidente Gallo che però dice non è da imputare alla vecchia gestione. Io vorrei domandare al presidente di Serie C, al presidente della Lega di C, se il ritiro del Matera, o comunque se non si ritira siamo lì, e falserà il campionato o meno, visto che nel girone d'andata ha fatto dei punti, tra cui 3 con il Rende. Il Rende ha perso a Matera, quindi giusto? Tutto questo falserà il campionato. Glielo vorrei chiedere in una diretta telefonica al presidente della Lega di C, che si ostinano ancora a tenere 3 gironi di Serie C, dove la metà delle squadre sono in fallimento e si creano solamente davvero falsi campionati. Benissimo, vediamo se abbiamo il prossimo turno, Enzo Leonetti, il prossimo turno nella Serie C, e poi naturalmente andiamo a chiudere con le calabresi di Bicaro Alto. Vediamo un attimo, eccole qua, Casertana Francavilla, Matera Bisceglie, Pagammesso che si giochi, Paganese Potenza, Regina Catanzaro, Franco, abbiamo questa è una bella partita, derby, Rende Juve Stabia, e questa pure sarà un'altra bella partita. Un'altra gran bella partita, Rende Juve Stabia contro la capolista. Sono sicuro che insomma la formazione poi di Modesto ce la metterà tutta per rendere la vita difficile alla Trapani Monopoli, un'altra bella partita. Scuola Cavese, Trapani Monopoli, Vibonese Catania, anche qui Franco un'altra bella partita, e Viterbese Siracusa. Per me Regina Catanzaro la partita di Regina. Franco, io che cosa devo dire? Questa Serie C, come dice Franco, è veramente... bisogna assolutamente, anche i presidenti di Serie C dovrebbero fare qualcosa, dovrebbero intervenire, dovrebbero vedersi, dovrebbero modificare tutto, perché non è possibile che una squadra subisce 26 punti di penalizzazione e poi vince. Insomma, è una cosa secondo me molto ma molto difficile da commentare. Io onestamente commentare la Serie C in questo momento, con tutto il rispetto che ho per le squadre calabrese, non me la sento. Poi vedere squadre che in casa non me ne voglio, ma perdere in casa con la Paganese, poi perdere in casa col Monò e poi non vince, cioè qualcosa succede, vuol dire che questa squadra ha messo tanti punti in cascina e poi probabilmente si è seduta. Mi dispiace per il giovane tecnico bravissimo che tutti elogiamo e abbiamo elogiato, uno della nostra terra, che deve subire anche questa situazione, c'è un allenatore che subisce questa situazione e non è una bella cosa, però vuol dire che qualcosa non funziona. Ecco perché chiedo anche al presidente Coscarelli di darsela regolata, di vedere, di controllare, di stare attento a tutto quello che perché è peccato vedere il bravissimo amico mio Modesto che subisce queste cose qui. Io su questo punto di vista mi ci ritrovo. Ma io sono sicuro che Modesto ma per forza deve uscire fuori, perché è bravo, Modesto è bravo, è un ragazzo bravo, è giovane, si vuole fare, però in queste condizioni che fa? Manda la squadra in gamma e poi subisce, perdi con la Paganese in casa, che ci può fare l'allenatore, caro Franco? Ieri sera una buona prestazione dei Lupi, arrivano a Ghiosa, WhatsApp, abbiamo saputo soffrire Giuseppe Tomasi che salutiamo, ma allo stesso tempo reagire da squadre con grande carattere. Ora serve una punta, negli ultimi giorni di mercato ci sarà. Franco, vedi se trovi qualche cosa, perché c'è stata una riunione del Consiglio di Lega della Serie B, c'erano argomenti importanti, non è che hanno deciso qualcosa anche per quanto riguarda il ripescaggio o meno. Senti, mi fai salutare un'amica carissima Silvana, un amico carissimo Pinoletto, Piano Bar. Franco, quando ci sarà poi andremo ad ascoltare il grande Pinoletto che ci segue da Ciro, da San Giovanni in Fiore, segue sempre la nostra trasmissione, sono in tanti anche da Crotone. Allora Pippo, vedi se c'è qualcosina, se no io andrei ad introdurre questo Cosenza Cittadella, Franco, che Mister Braglia ha definito una partita importantissima. Ne abbiamo parlato, dicevi tu, a telecamere spente, se la squadra ce la fa, altrimenti non ci sarà Mungo squalificato.
Ci sarà Palmiero sicuramente, speriamo di recuperare, che Cosenza possa recuperare Garritano. Nel frattempo arriverà questo attaccante che dovrebbe essere al 99%. Ma ci sarà una settimana in più di inserimento per i nuovi. Sia Embalo sia Sciaudone, certo, che ha conosciuto solo da 48 ore, si è trasferito da Novara a Verona. Io credo che Cosenza possa battere il Cittadella, perché l'entusiasmo che ha creato la rimonta, non dando il punto che è fondamentale, ma la rimonta in se stessa, no? porta grande autostima all'interno del gruppo. Poi con i nuovi acquisti lui avrà anche qualche possibilità in più di scegliere, ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni, perché il pubblico di Cosenza basta poco per infiammarlo. Il pubblico di Cosenza, cioè per avere una grande vetrina domenica, quando si gioca domenica, sabato pomeriggio alle 3, alle 15. Quindi, però come dicevi tu, cercheremo di vincere, anzi cercheranno di vincere la partita sicuramente, ma conoscendo Braglia, se a 15-20 minuti dalla fine si accorgerà che non la può vincere, cercherà poi di non perderla e portare fino in cascina. Pippo. La partita all'andata in Cittadella a me mi ha fatto una gran bella figura. Tu eri là, no? A Cittadella all'andata. Sì, il Cosenza ha fatto, come dire, ha detto la sua, ma pagava il noviziato, era la terza partita di campionato, la seconda dopo l'amarezza della partita non giocata col Verona e tutto quanto il resto. Adesso a mente più serena sarà una gara tutta da vedere, perché il Cittadella sta dimostrando, per come fece all'andata, fece 2 tiri in porta, 2 gol, 2-0 e liquidò la partita. Pippo, ha giocato Moncini della spalla e ha fatto gol. Davanti giocano con Moncini e Finotto, e a sostegno Moncini, che era uno dei giocatori trattati dal Cosenza. 4-3-1-2 il sistema di gioco. Assolutamente sì, è una squadra quadrata, come diceva Mister Braglia, è una squadra di Serie B organizzata, che è metodica, aspetta l'avversario e gioca fino al 95esimo, lo sta dimostrando per la classifica che ha, e sarà un incontro tutto da gustare. Lì valuteremo anche, con una settimana in più di allenamento, anche Embalo e Sciaudone, perché sono due che si stanno inserendo, e probabilmente la nuova punta che sta arrivando, probabilmente con Litteri lì davanti, sarà tutt'altra partita. Vedremo. Litteri, tra altre cose, ex di turno, a Cittadella ha fatto le sue fortune. È vero. Speriamo bene, insomma, sarà una partita tutta da gustare. Io raccolgo l'invito di Braglia, che a fine partita ieri ha fatto a tutti quanti: è importante riempire il San Vito, perché è importante la spinta del 12° uomo. Il Cosenza ha bisogno di tutti quanti per salvarsi, perché anche il punticino, che potrebbe servire, serve, fa classifica, come diceva giustamente il mister, muove e fa, come dire, dà anche quella continuità di risultati che Cosenza sta avendo. Pippo, sai che strana coincidenza del destino, ci sono 2 Maniero nel Cittadella? Assolutamente. 2 Maniero nel Cittadella. Mister, c'è anche Drudi, del Lecce, ex Lecce. Sì, difensore. no, è una buona squadra, una squadra che gioca Paleari tra i pali, a volte gioca anche un buon calcio spumeggiante, è una squadra che gioca senza pensieri, non ha grossi pensieri per la testa, perché non deve vincere il campionato, è abbastanza lontano dalla coda della classifica, quindi giocherà senza grande assil, perciò sarà ancora più pericolosa. 30 secondi e poi un minutino per Aldo, che siamo sui titoli di coda, per Crotone Livorno e poi Aldo Cennamo. Ma io credo che il Crotone sia in ascesa dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dell'entusiasmo, e sarà una partita difficilissima, perché il Livorno è una squadra tosta, come dicevi tu, vista anche la partita contro il Pescara. Però sono molto fiducioso, perché alle Zio Scida finalmente credo ci sarà una vittoria che porterà 3 punti importanti per quest'alta calabrese rosso-blu. Aldo, allora dimmi qualcosina, salutiamo tutti gli amici da casa su Cosenza Cittadella. Un ruolo importantissimo lo giocherà il pubblico, secondo me. Io penso che il San Vito dovrà essere una bolgia contro il Cittadella, perché dopo il risultato di Verona, dopo questo bellissimo pareggio, questo punto che ha mosso la classifica, ci vogliono assolutamente questi 3 punti per cercare di allontanarsi il prima possibile da questa situazione di classifica, che non è una classifica ancora per me soddisfacente, né per me né
né tantomeno Crotone? per quanto riguarda il Crotone, è una partita che Livorno-Crotone, è una partita tra due squadre che stanno lì in fondo alla classifica, e io penso che il Crotone alla fine riuscirà a portare a casa i 3 punti, perché deve continuare a restare su questa scia di vittorie, altrimenti potrebbe ricadere di nuovo nelle stesse condizioni di prima, e non è bello vedere il Crotone in queste posizioni. Grazie a Pippo Gatto, nuovocosenza.com, e con noi sarà venerdì, mi pare, no? Sì, è cambiato l'orario, dobbiamo dirvi pure che Anteprima Sport non è più all'1:30 perché è cambiato il palinsesto, andrà in onda alle 16 e poi in replica alle 19:30 alle 23. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento, parleremo del prossimo turno, avremo come al solito da raccontarvi sempre qualcosa sul calcio. Grazie a mister Franco Giugno, grazie a voi per essere stato con noi, e grazie naturalmente al nostro compagno di viaggio Aldo Cennamo. Allora io ricordo a tutti quelli che ci seguono da casa, dalla Calabria a Sicilia, che noi ci rivedremo dopodomani, esattamente giovedì alle ore 19, perché seguiremo in diretta da Milano con i colleghi Attilio Malena e Paolo Amedeo la parte finale del calciomercato. Da parte di Franco Soghetti è tutto, ci rivedremo giovedì alle 19. Restate con noi, arrivederci! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.